Rieccoci ovviamente tra il fare, vi facciamo vedere anche le mascherine e i respiratori, perché la differenza, se la regia manda in onda questo grafico, perché ovviamente ci sono mascherine e mascherine, tutte hanno un'utilità, ma ci sono quelle che davvero sono utili. Dottore, ve le vuole spiegare lei? Allora, queste sono quelle, diciamo, serie, sono quelle filtranti. Le varie tipi FFP1, FFP2, FFP3 sono quelle che sono in grado di trattenere proprio letteralmente il virus. Quanto può durare una mascherina? Quella che dura di più è l'FFP2, ma dura al massimo 24 ore. L'FFP3 dura 9 ore, quindi dopodiché deve essere buttata via. Quindi anche avere una mascherina del genere, tant'è che per risparmiarle si usa il trucco di mettere la mascherina chirurgica sopra l'FFP2, insomma sopra il filtro, in modo che il livello di sporcizia normale nell'aria resti trattenuto dalla mascherina prima e venga filtrato la parte e quindi allungargli un po' la vita. Quelle sono quelle che non si trovano, sono quelle che hanno fatto cose, dopodiché si può aprire la polemica perché non facciamo autarchicamente le mascherine in Italia, perché l'economia italiana è fondata su altri settori, è fondata sui servizi alla persona, è fondata sulla cosa pesante. Queste sono produzioni che in tempo normali non sono... Ma perché inizialmente, dottore, dicevano la mascherina non serve, se tu non hai contratto il virus non serve nulla, serve solo a chi ce l'ha? Perché è così? Questo? Allora, una cosa sono quelle che dovremmo indossare noi, ma non ci danno. I medici. Esatto, medici e infermieri che sono a stretto contatto col paziente. Perché il problema qual è? È quella di non prendersi il droplet. Ora, lei pensa che uno con una polmonite bilaterale non tossisca? Tossisce sicuro. E starnutisce sicuro. Sa quanto viaggia circa uno starnuto, il droplet? A 200-180 km l'ora per quel metro, no? Quindi hai bisogno di qualcosa, tra l'altro quelle se non sono indossate bene non servono a niente, perché se l'aria ti entra dai lati, se non è bene cosa, e sei a quella distanza... E anche gli occhi mi pare che... Gli occhi, le congiuntive ci vogliono cose. Quindi quelli servono per gli operatori che ci stanno vicino. Per chi sta a distanza come noi, avere la mascherina, cioè se lei fa un colpo di tosse o uno starnuto da quella distanza, non arriverà mai da me. E quindi il problema di avere la mascherina è un problema relativo. Perché si è enfatizzato la storia? Perché fa parte del fatto che la gente non sta dentro. Qual è il problema di andare a correre sugli argini? Che quando siamo belli in fila indiana che corriamo, anche col metro, con i 2 metri di distanza, quello che vuole, e quello davanti c'ha uno starnuto, un colpo di tosse, non è che il droplet immediatamente si dissolve, rimane nell'aria per qualche secondo. Se tu ci arrivi di corsa in mezzo, hai risolto il problema. È stato chiaro che questo. Abbiamo il collegamento con Ibiza con Lara Bollini, vediamo se riusciamo a vederla in video. Eccola qui, grazie Lara di essere qui con noi e della sua disponibilità. Allora, lei vive a Ibiza, giusto Lara? Sto vivo a Ibiza. Ecco, com'è la situazione lì in Spagna? Ma allora, abbiamo iniziato la quarantena domenica, quindi sono solo 3 giorni che siamo in quarantena. La quarantena è molto simile all'Italia, quindi possiamo uscire solo per andare al supermercato o per andare al lavoro, per andare in farmacia. Non possiamo fare molte passeggiate, sinceramente non vogliono. Quindi al momento sulla mia isoletta la situazione è abbastanza tranquilla, abbiamo solo 10 casi che sono divisi tra isolamento domiciliare e ospedale, però in tutte le Baleari sono circa 110 casi, la maggior parte però sono a Maiorca. Ecco, ma lei... No, l'ho interrotto, chiedo scusa, lei ovviamente essendo in quarantena non può uscire, ma ha la percezione fuori dalla sua abitazione di come stanno vivendo questo momento gli abitanti spagnoli?
Ma allora, da quello che posso vedere, durante il giorno ci sono ancora molte macchine che circolano, quindi comunque si vede che c'è ancora molta gente che non ha ancora ben chiaro il fatto che deve uscire solo per emergenza o per cose importanti. Gli spagnoli, gli ibizenchi comunque stanno reagendo abbastanza bene, soprattutto perché siamo un'isoletta piccolina e quindi cercano di contenere un po' i casi e quindi non vogliono che la situazione esageri. Per quanto riguarda la Spagna in generale, la situazione invece è un pochino più problematica. Ogni sera alle 8, come in Italia, facciamo l'applauso alla sanità spagnola che sta lavorando tantissimo. La Spagna comunque cresce di quasi circa 2000 casi al giorno, quindi è una crescita abbastanza esponenziale per essere quasi indietro di una settimana rispetto all'Italia. Per il resto aspettiamo solo che arrivino buone notizie dall'Italia, che è un pochino più avanti con la quarantena, per far capire che stiamo andando nella direzione giusta, ecco. Un po' lo speriamo che noi qui dall'Italia, Lara, che le cose vadano come lei sta dicendo, così possiamo consigliare i paesi vicini il modo di comportarsi. Ma la gente lì, diceva le macchine, ma la gente lì cammina normalmente, usano le mascherine oppure ognuno fa ancora quello che vuole con una certa libertà? Ma allora, diciamo che le mascherine praticamente non ce ne sono tantissime, non se ne trovano già più. Quindi tipo nei supermercati trovi personale con la mascherina e personale non. Gli italiani che vivono qua, essendo comunque già più abituati, sentendo le informazioni che ci sono in Italia, girano comunque molti di più con le mascherine. Però adesso, guardando in giro anche la gente che ogni tanto trovo che pasteggia in strada perché magari va al supermercato, hanno comunque la mascherina o i guanti. Senta, lei lavora a Ibiza, rimarrà lì oppure tornerà in Italia? Io torno in Italia più o meno verso novembre, quando finisce la stagione, torno più o meno in Italia a casa della mia famiglia, sono della Lombardia, i miei genitori sono quindi in Lombardia adesso, quindi ho un occhio anche di riguardo per loro, però stanno tutti bene, quindi verso novembre-dicembre torno a casa per le vacanze. Grazie Lara, in bocca al lupo. Grazie a voi, in bocca al lupo a tutti quanti, grazie, arrivederci. Anche lì crescono di 2000 casi al giorno. Se mi permetto di commentare, però guardate che la lezione italiana ha insegnato poco in Europa personalmente, perché hanno preso delle misure in assoluto ritardo. Ma ricordiamo la Francia. La sanità mondiale dice che l'Italia ha lavorato bene da questo assolutamente sì, e non hanno emulato assolutamente il modello e quello che è successo in Italia. Macron ha iniziato a chiudere, però prima ha mandato tutti al voto domenica. Sanchez ha iniziato a chiudere tutto quanto quando la moglie era positiva, ma quando aveva 7500 infetti non ha chiuso nulla Sanchez della Spagna, questo bisogna dirlo. Per non la Merkel ha detto in Johnson poi una follia. Non parliamo poi dell'Inghilterra che aveva un progetto di eugenetica di estinzione di 600.000 persone. Oggi le scuole sono aperte in Inghilterra, mi risulta. No, le hanno chiuse. Io ho mio figlio che lavora all'Università di Bristol. Oggi allora? E oggi ha tenuto la lezione in teleconferenza perché già oggi era chiusa l'università. Però questo per dire che fino a ieri le università ancora erano aperte in Inghilterra. Devo dire che sono molto preoccupato. Mio figlio è a Bristol, non è a Londra, e a Bristol c'è un solo caso, però insomma sono molto preoccupato. Neanche la Germania ha chiuso tutto, ma io dico, ma il caso italiano non ha insegnato, anche perché io mi auguro da metà aprile che ci sia una parabola discendente. Ma nemmeno il caso cinese ci aveva insegnato a noi. Noi non abbiamo imparato nulla dalla Cina e nessuno ha imparato nulla da noi, però mentre a metà aprile mi auguro che ci sia una parabola discendente, ecco, poi succede che nel resto d'Europa invece saranno ancora con una parabola ascendente e che poi mi ritorni il virus. Quello è un discorso, io vedo questi politici, governatori dei paesi esteri che francamente... I dati nella nostra redazione che arrivano, le comunicazioni che arrivano dal Presidente della Regione, questa è una battaglia che ci vorrà molto tempo prima di vincerla. Non c'è ombra di dubbio.
prima da un punto di vista sanitario, C'è poi da lasciamo dire, stare quello economico, sì, perché lì bisognerà fare un ragionamento, sì, anzi la politica, lo Stato deve fare un ragionamento ben visto che complesso. abbiamo affrontato un po' di sbiego il problema economico, vorrei sommessamente farvi notare che il 15% del PIL dipende dal turismo, e noi quest'anno praticamente ce lo giochiamo. Come tutti. Voglio dire, è un bel problema questo, tutti. non è un problema da sottovalutare. E cosa fa? Voglio dire, ci dobbiamo curare noi, ma si devono curare anche i tedeschi, perché se no i tedeschi non possono venire in Italia. Ma neanche i tedeschi noi potremo andare in Germania, perché la Germania sarà... ma sono molto di più i tedeschi che vengono da noi. Ho capito, che però è vero, però il vero dato di fatto è che questa è la situazione, e quindi ci vorrà un intervento massiccio dell'Italia, politicamente, dell'Europa, e che ci sia un piano Marshall, insomma azzeriamo, c'è qualcosa dovranno pure fare, andiamo in default, andiamo in deficit per un anno, devono riprendere le aziende, questo discorso che poi chi di competenza dovrà valutarlo seriamente e dovrà dire è successa una cosa che nessuno mai si sarebbe aspettato, straordinaria, incredibile, usi che aggettivo vuole Scopelliti. Bisogna trovare una soluzione. La soluzione, partiamo tutti da zero, perché è successo, cioè non vedo alternative se la storia continuerà tanto, perché dicono danno 600 euro al mese, cosa ne fanno 600 euro al mese? A un imprenditore che ha un'azienda, a un commerciante che ha un'attività, ne paga 3.000 di affitto in centro, cosa ne fa di 600 euro? Vabbè. E credo però sia un intervento da fare, ma credo che oggi un po' tutti siamo impreparati. E è un primo intervento, esatto. Non è un intervento risolutivo, sì, però mensile, quello però, dei 600 euro. Intanto danno meglio 600 che niente, no? D'accordo, però se intanto si ricorda l'altra volta io avevo preannunciato che ci voleva la cassa integrazione per tutti, e infatti il governo ha fatto la cassa integrazione per tutti, anche chi ha un solo dipendente lo potrà mettere in cassa integrazione. Però gli spieghi bene, datore di lavoro, che la cassa integrazione, almeno del decreto che ho letto io, prevede che abbiano finito le ferie, perché così ci evitiamo il discorso delle certificazioni dell'altra volta, perché continua, guardi adesso sta arrivando. Quindi che sia chiaro che per accedere alla cassa integrazione speciale il dipendente deve avere esaurito le sue ferie. Questo dice il decreto, perché l'altra sera, proprio da qua, molte persone hanno applaudito la cosa dicendo attenzione che le ferie sono le mie, le devo decidere io quando me le devo fare, le cose. Questo è il momento in cui, secondo me, ed entre tutto, bisogna capire che prima di avanzare diritti bisogna esercitare i doveri. Solo chi esercita i doveri poi ha la possibilità di enunciare i diritti. Però presumo sia un problema abbastanza lungo. Elisabetta, qualche novità dal web prima che chiudiamo con i due collegamenti, se riusciamo a farli con la Nuova Zelanda e con la Cina? Elisabetta? No, al momento nessuna novità, Giorgio. Va bene, allora chiedo alla regia o a Denis, anzi se mi è di aiuto, dalla regia se siamo riusciti a fare il collegamento con Luca Benpensante che si trova in Nuova Zelanda per sapere anche lì com'è la situazione. Ma pensavate... mi dicono aspetta perché ho il tempo da chiudere per questo è il numero per telefonare se avete bisogno di un supporto psicologico, ci sono tutti i psicologi italiani che potranno darvi una mano se ne avete necessità. La Nuova Zelanda mi pare che non abbia ancora casi di virus e loro hanno la fortuna di essere un'isola anche difficile da raggiungere e quindi si possono proteggere molto più efficacemente. Appunto volevamo sentire anche dalla Nuova Zelanda se riusciamo ad avere il collegamento via Skype con un italiano che sta vivendo lì. Pensava a morire che accadesse tutto ciò un mese fa, 2 mesi fa? No, nessuno lo immaginava. Oggi, ma noi abbiamo ovviamente, mi scusi, 1 mese, 2 mesi fa, quando avevamo già sentito le notizie dalla Cina, chiaro, non c'è ombra di dubbio. Dopo Wuhan. No, non sapevamo, ed
vero anche che la storia, comunque in ogni caso delle epidemie, è un copione che si ripete, questo va detto, perché ci sono delle grandi epidemie che si ripetono ogni 10-15 anni, quindi dovrebbero insegnarci. Lo scetticismo di Marcato era anche su questo, cioè mentre noi dovremmo ad ogni emergenza imparare qualcosa, mi chiedo se mai impareremo qualcosa anche un domani, finito questo momento di assoluta crisi. È imprevedibile, perché vi ricordo che anche la Regione Veneto, quando il professor Crisanti disse iniziamo a mappare tutti quanti, venne bloccato dalla Regione Veneto. La interrompo perché abbiamo un collegamento Skype con la Nuova Zelanda e vediamo se riusciamo a vederlo in video. Abbiamo Luca Benpensante, eccolo qui, lo saluto, grazie Luca di essere collegato. Che ore sono ora in Nuova Zelanda? Perché sono le 11:17 di mattina, abbiamo 12 ore di fuso. Ecco, com'è la situazione lì per quanto riguarda questo? Prima parlavamo in studio qui da noi e si diceva che lì è ancora intaccata come zona, ma com'è la situazione, lei che ci vive? Allora, in realtà ci sono stati 20 casi e poi si stanno aggiornando, nel senso che ogni giorno ce ne sono di più, per adesso siamo a 20 perché è ancora abbastanza contenuta questa cosa. E stanno cercando di stringere, insomma, di rendere più difficile l'ingresso nel paese, perché ovviamente essendo un'isola questo è un vantaggio che abbiamo qui. Per cui per esempio chi arriva qui adesso ha l'obbligo di autoisolarsi per 2 settimane e niente, e chi non lo fa viene in realtà poi dopo respinto, perché stanno cercando di diventare sempre più rigidi con misure di sicurezza. Però diciamo che per il momento si vive ancora in maniera normale, tra virgolette, nel senso che vedendo quello che sta succedendo in Italia qui si sta ancora molto bene. Ecco, ma si sente lì in Nuova Zelanda quello che sta succedendo in Italia e in parte dell'Europa, o quasi tutta insomma? Si sta sentendo, sì, stiamo vedendo, stiamo guardando e stiamo cercando anche di fare uso del nostro vantaggio, nel senso che qui ancora le cose non sono cominciate a essere gravi, per cui stanno cominciando anche a distribuire in giro sanitizer, disinfettanti, cose del genere, specialmente nel trasporto pubblico, negli aeroporti, cose del genere. Però 20 casi, se rimangono quelli e sono stati identificati, la cosa finisce lì. Ma se questi 20 casi hanno altri casi asintomatici, Luca, diventa un problema anche per la Nuova Zelanda, Sì, no, infatti per esempio in una scuola c'è stato un caso e hanno chiuso la scuola per 48 ore in modo tale da poter permettere di isolare anche eventuali altri casi. Diciamo che si stanno rendendo conto di quello che sta succedendo nel resto del mondo e stanno cercando di prepararsi nel miglior modo possibile. Lei vive lì in Nuova Zelanda o ritornerà in Italia, Luca? No, io vivo qui, sono residente adesso, perché sono qui da 8 anni già. Ha parenti qui in Italia? Sì. Roma e Milano. E lì stanno tutti bene i suoi parenti a Roma e Milano, perché visto Milano è un centro un po' ad alto rischio? Sì, stanno bene, nel senso che nessuno è stato infettato, però ovviamente vivono la vita che credo stanno vivendo tutti quanti, per cui insomma, a casa, vanno fuori solamente per andare a comprare il cibo o in caso di necessità. Immagino che psicologicamente sia difficile in questo momento, però d'altronde è così. Vabbè, la situazione di Nuova Zelanda per il momento è abbastanza sotto controllo. Grazie Luca Benpensante, grazie a voi. Grazie al collegamento. Dunque, però ci sono i 20 casi anche lì, non cominciano 20 casi, meno, sì. E se ogni caso... No, io mi preoccupo perché sto pensando, vicino all'India, e in India, se succede qualcosa in India, l'India ha 1.200.000.000 di abitanti, come la Cina. Quasi quanto la Cina. E non ha il regime cinese. E non ha il regime cinese. Sarà una tragedia se è un bel ragionamento, dottore. Cioè, voi mi tranquillizzate là, però dopo mi dite cose sai, che i regimi funzionano. Ma guardi, il discorso in questi casi. Se succede in India, bene, l'India è un paese di infezioni endemiche delle più varie e delle più continue. Ora, questo non voglio dire che dice tanto ci sono abituati, no? Però ha delle dimensioni differenti, la portata, cioè secondo me molto molto cinico, un numero di morti come quelli che abbiamo in Italia, in Cina, in India non fa nessun effetto dal punto di vista sociale. Sì, se poi si va nelle stratificazioni di casta, che ancora ci sono, dipende da quale casta sei e dove sei messo.
Certo, chiedo a Denis, perché abbiamo l'ultimo collegamento, poi dovremo chiudere con Erika Varotto che vive in Cina, e dunque le Cine sono le 6 di mattina, 6 e mezza di mattina, quindi l'abbiamo svegliata di soprassalto. Stanno cercando di collegarsi con Erika che vive in Cina, proprio per sapere com'è la situazione. Ma in effetti l'isolamento di Wuhan ha avuto luogo efficacemente perché lì c'è un regime cinese che consente, che obbliga tutti a non uscire. Lì c'è l'esercito, lì ti sparano se tu violi quelle che sono le norme. Tu prova a farlo in America con la gente che ha le armi. Cioè, questo è un problema, no? Ma anche in Italia, fallo a Napoli, a Scampia, voglio dire, questi isolamenti qua. Cioè, capite che non è possibile qui in Italia. Però è anche vero che mi dite una cosa, poi ne volete... Cioè, qui in Italia non si può perché viene privata della libertà. È giusto non ma è avere giusto, un però, regime democratico. Se c'è gente, se c'è gente scoppelliti, ignorante, che non capisce di rimanere in casa e va per divertimento fuori... Se tu li sanzioni, se li prendi sui soldi, vedi che lei prima Borile ha mandato... Gli ignoranti stanno a casa, quelli che se non devono pagare. Lei prima Borile ha mandato un servizio in cui c'era la coda anche di persone fuori dagli store di armi, cioè la gente in America sta facendo la coda per andarsi a prendere le armi. Certo, questo è quello che succede in America. Quindi non stiamo parlando... No, ma io anche qui, se noi arriviamo in un momento, io al momento vedo tutto sommato un equilibrio, vedo tutto sommato una responsabilità anche maggioritaria delle persone. Io penso sempre, se qualcuno mi rompe la vetrina di un supermercato, incomincia a sballare o a decentrarsi un attimo, è un attimo che si inneschi un meccanismo di caos sociale. In America questo può innescare una miccia che può veramente creare. Borile, è già successo nelle carceri italiane quello che lei sta dicendo? Assolutamente. Quindi voglio dire, in America questo rischio è elevatissimo. Sì, però anche là, come dire, dal punto di vista, è la patria della libertà, ma dal punto di vista del diritto dell'azione delle forze di polizia e dell'esercito non scherzano neanche là, nel senso che ci sono dei sistemi fortemente repressivi dove non si sta a discutere. Ecco, fermo lì, perché abbiamo Erika Varotto collegata dalla Cina, non so bene il nome, è meglio che mi dica lei la città perché non riuscirei a pronunciarla bene. Vediamo se riusciamo a vederla in video. Eccolo lì. Grazie Erika, l'abbiamo svegliata Erika? Sì, mi avete svegliato, è molto presto qua. Beh, la ringrazio della sua disponibilità, lei è stata molto gentile, davvero grazie. Allora, lei in che città vive in Cina? Io vivo in una città che si chiama Suzhou ed è ad un'oretta di strada di macchina da Shanghai. Ecco, come state vivendo questo momento lì in Cina, Erika? Beh, adesso molto bene, anzi ci siamo sempre sentiti al sicuro, a dire la verità. Comunque in questo momento diciamo che da noi, almeno nella nostra città, la cosa è assolutamente superata. Anche se le misure di sicurezza restano comunque alte. Ecco, è superata cosa vuol dire? Che lei può vivere normalmente come prima del coronavirus oppure ci sono delle regole da rispettare e se ci sono quali sono queste regole? Allora, no, non si può vivere assolutamente come prima del coronavirus, qua non ci sono più nuovi casi da oltre un mese, però... usciamo tutti indossando la mascherina, la temperatura corporea ci viene misurata più volte al giorno all'ingresso del nostro compound, all'ingresso dei supermercati. Poi attualmente il governo cinese, anzi le varie municipalità hanno messo a disposizione della popolazione la possibilità, sarebbe l'obbligo di utilizzare un'applicazione che consente di ottenere un QR code grazie al quale ci si può muovere abbastanza liberamente all'interno della città. Ecco, lei vive e lavora in Cina, o ritornerà in Italia? Una domanda che ho fatto anche ai quelli che abbiamo chiamato prima. Ecco, com'è la sua situazione lì in Cina, Erika? Io vivo qui in Cina con la mia famiglia, mio marito lavora qui, ci siamo trasferiti da luglio dell'anno scorso e pensiamo di rimanere qui per qualche anno ancora.
E quindi vive in maniera tranquilla, insomma, giusto? Lei con la famiglia... Sì, assolutamente. Ecco, non ha paura, insomma, di questo virus, perché poi, essendo, come diceva lei, stato abbastanza, non dico debellato, però controllato, diciamo, vive una vita normale adesso. Chiedi se hanno figli, se vanno a scuola. Viviamo una vita, ripeto, abbastanza normale. Siamo molto controllati, possiamo fare quasi tutto. Ha dei figli lei? Sì, ho una figlia di 12 anni. Ecco, cosa devo chiedere poi Scoppellitti se ha la figlia? No, se va a scuola regolarmente. Va a scuola regolarmente, la figlia mi chiedono di chiederle. Non sta frequentando la scuola, già da metà gennaio, ci sono state le vacanze del Capodanno cinese e dopo i ragazzi non sono più rientrati a scuola e attualmente stiamo aspettando che la municipalità annunci una data di riapertura. Ecco, senta, l'ultima poi la ringrazio. Allora, le scuole sono ancora chiuse, i teatri, i cinema, i posti di incontro, di passatempo sono ancora chiusi oppure com'è la situazione? Sono tutti assolutamente chiusi. Era per capire il tempo da quando è nato ad oggi che è passato e quindi ancora lì ci sono delle regole ferree, mi sembra. Serie, senta Erika, le faccio un'altra domanda, perché qui in Italia se ne parla, visto che lì c'è un regime. Quando è venuta fuori appunto questo virus, lo Stato vi ha obbligato a rimanere in casa con la forza, cioè non ovviamente fisicamente, però vi ha detto o rimanete in casa o se uscite e vi becchiamo fuori vi metto in galera, più o meno? Allora, qui non siamo mai stati obbligati a rimanere in casa, siamo stati sempre molto controllati, dovevamo registrarci ogni volta che uscivamo e al nostro rientro e ci venivano misurate la temperatura, venivano richiesta la prova di essere residenti qui. Però nessuno ci ha mai chiesto di rimanere chiusi in casa, solo le persone a rischio, le persone in quarantena per qualche motivo particolare erano costrette a stare in casa. Ecco, io volevo chiedere una cosa alla dottoressa, lei però non risiede nella città di Wuhan, se non sbaglio. No, Shanghai. Shenzhen. Noi siamo a circa 800 km ecco, io volevo chiederle che lei Wuhan. sappia, nella città di Wuhan, che è stata messa ad isolamento forzato, in quel caso lì, se non sbaglio, vi era una specie di coprifuoco, ovvero nessuno poteva uscire. Lei sa più o meno quali erano i rischi qualora qualcuno avesse eventualmente violato quelle norme? C'erano dei controlli ferrei, dei posti di blocco, lei ha conoscenza di come ha gestito questo isolamento il governo cinese? No, non ne sono direttamente a conoscenza, però tenete conto che in Cina si vive tutti all'interno di compound e il compound è un luogo con dei palazzi ed è recintato e all'ingresso del compound ci sono delle guardie. I controlli in Cina vengono fatti soprattutto a livello di comunità, quindi sicuramente questo tipo di controllo era delegato alle guardie del compound. Comunque, per quanto ne so io, sì, molta della popolazione di Wuhan trovava durante il picco dell'epidemia ad essere chiusa in casa, ma perché erano tutti o casi di contagio o sospetti casi di contagio o persone che erano state a contatto con persone contagiate. Non c'è stata una restrizione a tutta la popolazione perché conosco persone che durante l'epidemia sono uscite di casa. Certo, grossi problemi. Grazie Erika di questo collegamento, davvero ci ha detto delle cose che succedono in Cina, grazie, ci scusi se l'abbiamo disturbata di mattina presto perché sono le 6 lì in Cina, grazie.
Buona serata. Grazie. Diceva lì praticamente sono tutti residents, fuori dai residents c'hanno le pattuglie, ti controllano, ti misurano la febbre, quindi Tutto. la zona Ora va di sempre ingresso, controllata. ora devo di chiudere, uscita. una battuta finale, dottore, breve, perché devo chiudere. Stava dicendo. No, stavo solo pensando che questa è a 800 km di distanza, cioè se ho capito bene lei abita a Shenzhen, che è una splendida città di 11 milioni di abitanti attaccata ad Hong Kong, quindi 800 km di distanza, stiamo ragionando... Da un'ora da Shanghai aveva detto prima. Sì, che è quella roba là, insomma comunque la distanza di cui stiamo parlando è 2 volte quella oltre Oslo. Sì, Quindi, però è anche vero che noi da Milano a Napoli, che sono più o meno 800 km... No, da Milano a Napoli, guardi, non sono 800, sono meno. Sarà 100 km di meno. Però voglio dire... Barcellona la faccio quasi ogni 15 giorni, 900 km. Come? Venezia-Barcellona. No, si sbaglia, sono sì, di più. no, guardi, Venezia è una scommessa che faccio Quello con che lei, vuole, Morile, lei guardi, avanti. clicchi e guardi, io le dico Padova-Barcellona, Comunque 1250 hanno km. preso che... E scommettiamo quello che vuole Hanno preso quei provvedimenti... 1250, in linea diretta sono, come no, dice le dico lui, Padova-Barcellona sono 1250, l'ho fatta in macchina per diverse strada, volte. in macchina, Sì, in macchina, ma in macchina. aereo sono 900. Io vado in macchina, se parlo in macchina, mica in aereo. Lei in macchina comunque, Io al di là di questa cosa, lì hanno serrato una grande comunità. Va bene, spero e mi auguro di aver dato l'informazione ai nostri telespettatori, ovviamente l'abbiamo sicuramente data, con i vari collegamenti, con il psicologo, vi abbiamo dato il numero, con i medici, con quello che succede. L'unica raccomandazione che è inutile che ve la ripeta, rimanete in casa, perché è l'unico sistema per uscire al più presto possibile. Grazie a Simone Borrieri di essere stato con noi, davvero sempre un piacere averlo, grazie a Domenico Crigiano, ormai è un nostro fedele abbonato. Un fedele abbonato, come lo è anche Francesco Scompeniti. Grazie a tutti e tre. Grazie a voi, state a casa. Rimanete a casa. Saluto Elisabetta Corazza dalla redazione. Io saluto te, Giorgio, facendoti vedere questa foto, se la possiamo inquadrare, che è quello che sta succedendo adesso a Bergamo. L'esercito sta portando via le bare dei deceduti di coronavirus perché i cimiteri sono pieni e li faranno cremare in altre regioni. Ecco, questa è proprio una brutta immagine, concludendo questa missione, però hai fatto bene a farcela vedere per far capire alla gente di rimanere ancora una volta di più a casa. Grazie a Dennis Maran dalla redazione 2. Grazie, buona serata. Saluto anche Marco e Claudio che hanno lavorato in regia. Domani vi ricordo, chi è a casa, ecco, dovete alle 10:25 collegarvi con noi e c'è la ginnastica in salotto, quindi chi vuole fare ginnastica senza uscire si collega con TV7 Trivenet alle ore 10:25 domani mattina e potrà fare mezz'oretta di ginnastica seguendo i nostri consigli, anzi ovviamente chi vi spiegherà meglio di me per poter rimanere in forma, mentre domani alle 12:30 abbiamo l'informazione col collegamento in diretta con Zaia che darà le ultime notizie per quanto riguarda il coronavirus, poi alla sera i soliti orari, i nostri telegiornali. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta.